No, ma io diciamo qualcosa posso intuire, adesso non vorrei che me la spiegassi proprio qua davanti durante l'aperitivo, ecco. Però ho immaginato qualcosa. Allora, noi siamo sempre in questo salotto dedicato al festival A Night Like This, lo dico anche non solo per quelli presenti in piazza, ma perché siamo in diretta streaming a questo punto, ci ascoltano probabilmente da tutto il mondo. E allora Jessica, che tu sei qua al mio fianco, non ti vedono, però ti sentono. Benissimo. Ricordiamo che il festival sarà questo weekend. Esatto, quindi inizierà venerdì, finirà domenica, e il 14, 15 e 16, come ho anche Sì. ripetuto prima. Questa è appunto la sesta edizione. Quest'anno abbiamo deciso di rendere il venerdì proprio un giorno intero di concerto, perché lo scorso anno abbiamo sperimentato una seconda giornata, però i concerti iniziavano dopo le 8 di sera, quindi è stato poi una sorta di aperitivo, no? Per Sì, capire sì. come poteva andare. È andata molto bene lo scorso anno, quindi abbiamo deciso proprio di rendere il venerdì, di iniziare effettivamente dalle 6 di sera, come il sabato. E niente, quindi, e tra l'altro appunto oltre l'apertura delle porte che sarà alle 6 di sera del venerdì, Sì. abbiamo dato la possibilità anche a altre persone che arrivavano magari già dal mattino a Chiaverano di andare sul lago e assistere poi a dei live sul Pontile, che sono i nostri famosi live che facciamo sempre la domenica. Quelli, diciamo un po' lacustri. Esatto, sì, quest'anno raddoppiamo anche quelli, quindi ci sarà oltre la domenica, oltre il solito live sul Pontile della domenica a mezzogiorno, ci sarà anche il sabato a mezzogiorno. Anche il sabato a quindi mezzogiorno. chi si ferma anche a dormire nel camping comunque riesce ad Non arrivare lo prima a mollate Chiaverano, mai, diciamo, esatto. non la smetterete mai, con la musica andate avanti. No, diciamo, assolutamente, tutto si il inizierà da giorno. mezzogiorno appunto del venerdì, cioè anzi alle 6 del venerdì, e poi ci sarà appunto E il poi ci saranno- sabato e la domenica. Sì, sì. Senti Jessica, allora visto che abbiamo provato qui sul palco, io vorrei chiederti com'è che scegliete gli artisti, come succedono questi incontri, come fate il cast? Ma allora, molti artisti ci scrivono direttamente, quindi propongono Allora, poi il facciamo loro proprio un caso materiale. specifico perché ce l'abbiamo lì anche, diciamo. Esatto. Io ho scritto Com'è Jessica, andata con Brodo? Lui è scritto a me, quindi sì. Quindi vi frequentate durante l'anno, ecco, è No, partita. sapevo che comunque aveva un progetto e ha Sì. provato a mandarmi il materiale, Sì. l'ho fatto ascoltare poi alle altre persone che sei lavorano al piaciuto? festival ed è piaciuto, Ed è quindi sì, piaciuto, abbiamo è deciso poi di piaciuto. prenderlo. Allora, senti, adesso Brodo, tu che brano ci farai ascoltare per farci entrare un po' nella tua dimensione? Adesso entriamo in una dimensione che si chiama endorfine, Endorfine. è un pezzo che si chiama così. Penso che quindi no- diciamo dovrebbe essere una presa bene. Ecco. Sì, non è sempre solo legato all'eroina, ci sono tante cose. Beh, non è che hai detto morfina, diciamo, è chiaro. Esatto. Hai detto endorfine, quindi noi immaginiamo che tu in qualche modo le voglia produrre o comunque insistere su questa Esatto, che dovrebbe essere l'elisir della felicità. È una campagna di sensibilizzazione per la produzione di endorfine endogene. Benissimo, benissimo, una spiegazione direi quasi scientifica per quello che invece è un artista del festival A Night Like This, signore e signori, Brodo con Endorfine qui al salotto. Stringi negli occhi le mosse dell'ultimo round. Stringi i ricordi che non hai mai ricordato. Fai finta che non faccia effetto. Fai finta che non ci sia quello che stringi e senti. Adesso tu non hai più paura,
esisti, osservi macerie che ora sai spiegarti. Fai finta che non faccia effetto. Fai finta che il bianco non esista. Fingi che non faccia effetto, 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 fingi che non faccia effetto. Ah, ti piace lasciarle sospese così, ragazzi? Non fai quell'ultimo accordo, volevo vedere, lo lasci lì, lo lasci lì. Non l'ho imparato. Non l'hai imparato, bravo, bravo. Senti, noi siamo sempre qui a raccontare in qualche modo il festival A Night Like This da Piazza Vittorio, qua dal Lab. Allora, Brodo, io adesso non la possiamo inquadrare perché abbiamo le camere fisse, però diciamo una cosa che adesso magari da casa non la vedono, qua in piazza sì, è questa mega pedaliera che si accompagna, diciamo, alla tua chitarra acustica, che processa sti suoni, impasta sto suono. Sì. Ci hai dedicato molto tempo alla pedaliera. Ma sì, per trovare dei prezzi decenti per comprare il case, chiaro, sì, è è un chiaro. lungo metro, però poi è andato a finire bene. Ecco, volevo chiederti così rapidamente, qual è stato l'ultimo pedalino che hai preso? Se ce lo puoi descrivere brevemente, che cosa ti combina sto pedalino? Ma mi dessero i soldi per farlo, No, quello che hai preso, lascia per quello lo che farei vorresti volentieri. Per adesso è un delay che no, sì, è un delay È un molto delay. bello che fa la ripetizione dei suoni. Sì. No, è chiaro, spieghiamo perché può sì, sentire in sì, ritardo è e molto fare- caro, l'ho preso usato perché così lo potevo pagare di meno. Sì. Fino a quando, grazie a questa diretta, la Strymon mi farà i Esatto, pedali. lo ok. regalerà. E lo userai su questo brano che stai per fare adesso? Adesso non mi ricordo cosa faccio. Pensaci un attimo. Ecco, Jessica, a voi piacciono Sì, questi sì, suoni lo un po' uso. spaziali nel festival? Sì, assolutamente Ho sì. notato che vi piacciono molto. Ecco, allora, Brodo, quindi userai questo delay. Ah, certo. Che brano è questo che ci fai sentire? Questa canzone si chiama Animale e parla di tutte le cose che crescono dalla terra. Ah, già. sarebbe anche vegetale. Quindi. Magari. No, è solo No, animale. no. Ho anche Ma- una canzone che si chiama Eric, è dedicata a tutte le ragazze che si chiamano Armando, quindi... È chiaro, ne troverai sicuramente molte. Va bene, questa è invece Animale. Brodo qui al salotto al Lab in diretta. Sai, tu non mi fai più rabbia, tu mi fai schifo, non ti faccio più effetto, ma non è detto. Sai, tu non mi fai più rabbia, tu non esisti. Animale,
sa. Labile la differenza fra ciò che pensi e quello che tu mangerai per sopravvivere. Senza di te, tu non chiedere se sei padrona o schiava, lo sanno tutti che tu sei brava. Calmati alla fronte calda e nel mio merito che non mi merito e non mi ascolto quando dico che la terra è vicina e non mi ascolto neanche adesso e mai l'ho fatto prima. Brodo, sempre qui al salotto, siamo sempre ancora in diretta streaming. Jessica, parliamo di questo festival A Night Like This. Adesso abbiamo raccontato quelli che saranno, diciamo, anche gli artisti giovani che porterete al festival, però raccontaci quali saranno, diciamo, gli headliner almeno delle varie serate, insomma i nomi più grossi. Allora, quest'anno la grandissima sorpresa, a parte i KVB che adoriamo, la follia che abbiamo voluto, saranno la Deep Valley, che è un duo rock punk, sono due pazze sul palco, non vediamo l'ora di ascoltarle e di vederle. Sì. Questo è il venerdì, e poi assolutamente aspettiamo per il sabato gli Off Montreal, Gazelle, Giorgio Poi. Sono tantissimi gli artisti che ci saranno, quindi io consiglio vivamente Sercat, certo, esatto, Niagara, sì. insomma, I Niagara che saranno con noi venerdì, Demonology Hi-Fi, quindi Ninja Max dei Subsonica che saranno con noi sabato. E niente, io consiglio a tutti appunto di come ogni anno, ma non perché ne faccio parte, ma perché è davvero una grandissima festa. Vabbè, anche perché ne fai parte, giusto, diciamo. Sì, ma non penso di essere di parte, ma perché è veramente una festa che tocca tutti e quindi è un festival assolutamente da non perdere, imperdibile. Anche perché a parte i vari live che ci saranno, appunto ci saranno dei DJ set, ci saranno degli acustici, ci sarà una parte dedicata a mercatini, ci sarà del buon cibo, tantissima roba. Sì, io consiglio di prendersi appunto un weekend questo venerdì, sabato e domenica, di venire appunto a Chiaverano e di godersi le 3 giornate, perché comunque è un viaggio a 360 gradi, si inizia appunto il venerdì e si finisce la domenica. Esatto, col bagnetto dentro il lago tranquillamente. Allora Jessica, noi adesso abbiamo anche permesso così a Brodo di continuare a raccordarsi, dovrebbe essere pronto, e quindi a questo punto ci farai ascoltare credo ancora un brano o due della tua produzione. E con cosa cominci? Inizio con una canzone che si chiama Le cose per bene. Le cose per bene, Brodo. Nonostante tutti i ricordi,
non mi ricordo più, neanche i cani mi sorridono più. Tu ti ricordi, è solo una possibilità possibile. Non riesco a fare le cose per bene, non riesco a dire le cose per bene. Perdo tutto quello che non voglio perdere, non posso perdere, come le chiavi, la carta d'identità e tutte le parole, Sbaglio tutte le strade, ma non l'unica che vorrei sbagliare ancora. Non riesco a fare le cose per bene, non riesco a dire le cose per bene, non riesco a uscirne dalle cose per bene. Non dimentico le cose per bene, non rimpiango le cose per bene. Non esistono, forse esagero, nel riverbero degli alberi mentre viaggiamo verso un buco nero e tutto precipita, eoni che passano, i nostri millimetri e i nostri bambini e mostri nell'armadio. Non riesco a fare le cose per bene, non riesco a dire le cose per bene. Non riesco che a cantartele male le cose per bene. Ascoltami, non esistono ostacoli e nemmeno miracoli. Non riesco a fare le cose per bene, non riesco a dire le cose per benedetta.